Buongiorno a tutte e a tutti, ai ragazzi, mi dispiace di non essere in aula nemmeno io oggi, e ai nostri ospiti e alle nostre ospite che sono collegate, e a Birgit Kratz che ha accettato con grande generosità di tenere questa lezione per i nostri studenti all'interno del corso di laurea in mediazione culturale. Quindi gli studenti e le studentesse che stiamo formando saranno i futuri mediatori e mediatrici culturali tra le culture e il dialogo tra Italia e Germania, ma il dialogo europeo. Sappiamo ancora più oggi, in questo momento, quanto sia importante coltivarlo e incentivarlo. Quindi la ringrazio molto, e i nostri studenti sono sempre di solito molto disponibili, accoglienti e devo dire capaci di rielaborare i contributi che ascolteranno. Ringrazio molto anche la collega Sandra Paoli che si sta molto adoperando all'interno del corso di mediazione culturale, a cui noi di letteratura, che insegniamo lingua e letteratura tedesca e austriaca a Udine, siamo molto grate. Questo primo incontro all'interno di un ciclo, come ricordava già la nostra ospite, che si intitola Il quadrante tedesco, un ciclo di incontri sulla Germania d'oggi, che vedrà come prossimi ospiti il dottor Tobias Piller, che come sapete è anche lui nella sua attività giornalistica e mediatore, un grande mediatore tra Italia e Germania, Angelo Bolaffi, che non ha bisogno certamente di presentazioni, e Matteo Angeli. Ricorderò alla fine ancora gli appuntamenti, però adesso voglio lasciare la parola prima di tutto a Sandra, che ha l'onore, l'onere, ma soprattutto l'onore di presentare la nostra ospite, e ringrazio tutti, anche non solo gli studenti e le studentesse, ma anche vedo sono numerose e numerosi gli ospiti online che ci stanno seguendo, e lascio appunto la parola a Sandra e poi a Birgit. Grazie ancora. Allora, grazie, ringrazio la professoressa Polledri e ringrazio Birgit Kratz, che abbiamo la fortuna di avere qui con noi. Allora, Birgit Kratz è giornalista e saggista, corrispondente in Italia per oltre 30 anni di importanti radio e testate giornalistiche, tra cui Stern e Lo Spiegel. Tra le tante vicende che ha seguito, ricordo qui il processo di riunificazione tedesca. Ha avuto modo, con il suo lavoro, di conoscere e di intervistare personalità che sono entrate nella storia del nostro tempo. Tra i suoi diversi libri cito qui il dialogo con Willy Brandt, dal titolo Non siamo nati eroi. Brandt, un protagonista assoluto della storia tedesca. Allora, do la parola a Birgit Kratz e sentiamo cosa ci dice. Allora, un cordiale saluto a tutti voi da Amburgo, che oggi è una bellissima giornata qui, è il sole primaverile, ma che è abbastanza insolito per la stagione. Ma ringrazio anche voi per l'invito. So già che in una seduta precedente avete discusso il gesto simbolico quando Brandt si inginocchiava nel dicembre, mi sembra il 7 di dicembre, davanti al memoriale che ricorda la risurrezione nel ghetto di Varsavia. Voglio dire, un gesto simbolico che coronava in un certo senso la Ostpolitik. La Ostpolitik oggi è il mio compito di spiegarvi, voglio dire, il contesto politico e la situazione politica in quale è nata, perché significava una rottura con la politica estera precedente. Cosa ha ispirato o cosa è stata l'occasione che ha creato la scintilla per Brandt, che allora ancora il sindaco di Berlino,
di essere sindaco di Berlino. Berlino è un stato regionale come Amburgo, Brema e mi sembra, e perciò aveva già, a causa della divisione tedesca e la divisione della città di Berlino, aveva un peso politico enorme. Brandt, vivendo queste tragedie della divisione del paese, della città ogni giorno, rifletteva da tempo su un nuovo concetto, ma sembra anche confermato dai storici. È stato il 17 agosto nel 1962, vuol dire quasi un anno dopo la costruzione, tutto di sorpresa, la costruzione del muro che divideva Berlino. Da quel momento questo 18 agosto ha cambiato per sempre la vita di Willy Brandt. Lui in questo giorno era testimone di una tragedia umana. Il 18enne Peter Fechter voleva fuggire oltre il muro da est e ovest della città, attraversando il fiume Spree. Le guardie di frontiera della RDT gli sparano. Fechter viene colpito da 3 colpi al polmone e allo stomaco e rimane sdraiato sul lato est. 3 guardie di frontiera della RDT sono in piedi con le armi pronte, in piedi accanto a Fechter che sta lentamente morendo dissanguato, urlando per il dolore, ma nessuno muove un dito. Non era il primo caso tragico di una fuga finito male. Sembra che sono 327 morti che dal 1961 al 1989, quando la Germania si è riunificato, hanno perso la vita. Se oggi capitate a Berlino, c'è un angolo dietro il Brandenburger Tor, prima di entrare sulla piazza davanti al Reichstag, dove c'è l'elenco con le foto, una piccola mostra su questi morti, soprattutto i giovanissimi. La morte crudele di Peter Fechter è la scintilla iniziale per Brandt. Vuole combattere contro questo muro disumano che divide in 2 la Germania. Ma lui sa non è possibile parlare, maledire o bombardare il muro di Berlino. Ma forse è possibile perforarlo e renderlo trasparente, stabilendo stretti contatti umani, culturali ed economici con i vicini comunisti. Allora lui, con il suo più stretto collaboratore, alla fine anche consigliere politico impegnato molto, Egon Bahr, presentava un progetto che si chiamava in tedesco Wandlung durch Annäherung, cambiamento attraverso il riavvicinamento, e ciò che Brandt chiama la sua idea rivoluzionaria per ottenere aiuti umanitari per le persone nel paese diverso. Al centro di questa Ostpolitik, che aveva strati diversi, Brandt ha un approccio completamente nazionale, vuole fare il possibile per preservare l'unità della nazione. Già diviso, voleva almeno tenere tutto assieme, risolvendo l'attuale tensione, cito, nei rapporti tra le parti della Germania.
Egon Bahr, il suo stretto collaboratore, fa un ulteriore passo avanti e chiama espressamente l'obiettivo di questa politica come l'eliminazione della RDT. Secondo Bahr, l'Ostpolitik dovrebbe tendere a un abbraccio in cui, cito, la Repubblica Federale possa un giorno soffocare lentamente ma inesorabilmente la RDT. Veramente era una idea rivoluzionaria, perché in fondo tutto questo risultato dei piccoli passi di avvicinamento sia compiuto soltanto nel 1989 con il popolo tedesco della ex DDR si muoveva e distruggeva il muro. Brandt ha l'opportunità di attuare questa politica su larga scala quando diventa cancelliere nel 1969. Fin lì, la politica estera tedesca era formato o stabilito in un modo piuttosto stretto, che il governo federale considerava un atto ostile, con la dottrina Hallstein si chiamava questa politica estera. Hallstein era un nome di un diplomatico ministro che aveva formulato questa regola, che il governo federale considerava un atto ostile quando paesi terzi stabilivano relazioni diplomatiche con la RDT e le riconoscevano ai sensi del diritto internazionale. Per tali stati ciò ha comportato l'interruzione delle relazioni diplomatiche con la Repubblica Federale, perché la Repubblica Federale, la Bundesrepublik, che aveva sede del governo a Bonn, non aveva fin lì riconosciuto la DDR come un Stato indipendente, voglio dire un secondo Stato tedesco. Questo fatto fra i due parti del paese era una continua scintilla di sospetti, di conflitti e così via. Brandt era convinto che questa rottura con la dottrina Hallstein era assolutamente necessario, perché perfino gli alleati si avevano abituato a questa situazione di stallo con la dottrina Hallstein, che restringeva sempre più i margini di manovra di Bonn in politica estera e rendeva impossibile un riavvicinamento tedesco. Nella campagna elettorale federale nel 1969 il principale candidato della SPD fu Brandt e lui non ha vinto con una maggioranza assoluta, perciò doveva formulare un governo con la FDP guidato allora da Walter Scheel, che poi diventava nel governo di Brandt ministro degli esteri. Tutti e due, Brandt e Scheel, erano del parere che la Germania aveva bisogno di un nuovo governo solo per la politica estera, perché la situazione della guerra fredda
insomma, era un continuo approfondire l'abisso fra le due parti. Io stesso l'ho conosciuto quando ero studentessa a Berlino, che quando avremo occasione di parlare, perché prima della costruzione del muro ogni notte arrivavano 1000 studenti, quasi una situazione paragonabile come oggi in diverse città dove arrivano i rifugiati ucraini. Ma in ogni caso era questo un tale problema aperto che doveva essere provato di essere risolto. Quando Brandt fu, dopo la sua elezione come al governo, lui nella sua dichiarazione del governo al Bundestag a Bonn nel 69, era il 28 ottobre, lui ha annunciato una politica di pace attiva e che doveva portare alla comprensione con l'Est, e questo era il perno della sua politica. E lui diceva, io cito, il popolo tedesco ha bisogno della pace nel pieno senso della parola, anche con i popoli della Unione Sovietica e con tutti i popoli dell'Est europeo. Siamo pronti a fare un onesto tentativo di comprensione per superare le conseguenze del disastro che una cricca criminale sia diffusa in tutta l'Europa ha portato, dichiarava Brandt. Anche la sua lingua non era abbastanza insolito e drastico, perché fin lì nessuno aveva parlato in questo modo chiaro a proposito del passato nazista, perché c'erano diversi deputati che erano riusciti come volta pagana di entrare avendo un passato tutt'altro che democratico. La riconciliazione con gli stati dell'Est dovrebbero, scusate, dovrebbe essere anche la base per un riavvicinamento tra le due parti della Germania, le cui relazioni dovrebbero essere svincolate dalla tensione attuale. Brandt parlava per la prima volta dell'esistenza di due stati tedeschi. La chiave però per una intesa di questa situazione abbastanza nazionale, ma anche nella dipendenza internazionale dagli alleati, soprattutto da Mosca. Una volta che c'è un trattato con l'Unione Sovietica, così ragionava Brandt, è più facile raggiungere anche un accordo con Varsavia e Berlino Est. Cito, i colloqui tedeschi-russi, così ha detto molto più tardi Egon Bahr, che che ha seguito i trattati, questi colloqui tedesco-russi sopra le loro teste, temuti da molti paesi europei,
perfino erano inevitabili perché solo Mosca era in grado di prendere decisioni ed era disposto a parlare. Le trattative con Mosca erano molto duri, come si può immaginare, ma Brandt non si arrendeva. La sua Ostpolitik assomiglia a una complicata rete di relazioni in cui tutti i punti sono reciprocamente dipendenti e devono essere portati in equilibrio. Prima Mosca, Varsavia e Berlino Est, e anche con gli alleati, perché, come si è sentito, loro erano piuttosto scettici a proposito di questa mossa indipendente del governo tedesco. Nell'agosto del 1970 Brandt vola a Mosca e la difficile eredità della seconda guerra mondiale che vuole affrontare, il trattato era molto ben preparato da Egon Bahr, che non ha voluto regalare niente ai sovietici, e soprattutto in vista di una eventuale possibilità nel futuro per una riunificazione del paese. Il 12 agosto del 1970 viene firmato il Trattato di Mosca, con il quale la Germania Ovest accetta i confini della dopoguerra e quindi la perdita delle vecchie province orientali tedesche oltre il confine Oder-Neisse, come si dice da noi. Brezhnev, allora capo del governo sovietico, trionfa e celebra il documento come una grande vittoria per la politica estera sovietica. Parallelamente ai colloqui con Mosca, Brandt stabilì anche contatti con Varsavia. Per lui, per Willy Brandt, la riconciliazione con il vicino Stato polacco rappresentava il nucleo morale, come diceva lui, dell'intera Ostpolitik. Le ferite, cito, inflitte ai polacchi dai tedeschi sono troppo profondi. In quasi nessun altro paese i nazisti infuriavano come qui. Le fabbriche della morte dell'Olocausto si trovavano sul suolo polacco. Fine della citazione. Questi sono giorni altamente emozionanti per il moralista Brandt, e così a Varsavia si compie questo gesto che commuoveva e ha commosso tutto il mondo. Il 7 dicembre 1970 Brandt depone una corona di fiori come parte di una cerimonia al memoriale per la rivolta del ghetto di Varsavia. Dopo aver raddrizzato l'anello della corona, si inginocchiava improvvisamente davanti al memoriale. E così questo gesto diventava il simbolo della Ostpolitik di Willy Brandt, con il quale voleva rimodellare l'ordine mondiale. C'era un famoso giornalista adesso morto dello Spiegel, per lungo tempo anche il mio giornale, che ha scritto, perché era presente a questo momento quando Brandt si aveva inginocchiato. Poi, cito, poi chi non ne ha bisogno
si inginocchia lì per tutti coloro che ne hanno bisogno, ma non si inginocchiano lì, perché non osano o non possono o non osano. Poi ammette un debito che lui stesso non deve sopportare e chiede perdono di cui lui stesso non ha bisogno. Questa citazione allude alla biografia di Brandt, che al contrario di molti della sua generazione, lui è nato nella annata del 1913, finivano coinvolto nel regime nazista. Invece lui, giovane ribelle e soprattutto giovane socialista, che doveva già sfuggire dal paese nel 1933 a causa della persecuzione del regime, e Brandt ha passato fino alla fine della guerra nella clandestinità, facendo il partigiano, lottando perfino nella guerra civile in Spagna e costruendo la lotta politica con i gruppi socialisti giovanili in diversi paesi, la Francia, la Spagna e anche la Norvegia. Allora, ritornando, io Berlino Est nel 1971, vuol dire un anno più tardi, dopo questo gesto in Varsavia, è stato concluso l'accordo di transito con Berlino Est, con la RDT, che per la prima volta dal 1945 ha consentito ai cittadini della Germania occidentale di viaggiare senza ostacoli a Berlino Ovest. 1000 famiglie, migliaia di famiglie erano divisi e non si avevano più visti dopo la divisione del paese e non potevano vedersi. C'erano primi piccolissimi passi con quale il sindaco Brandt aveva già cominciato di certificati di viaggio che potevano per ragioni particolari raggiungersi, però non era per niente una normalità che le famiglie divise potevano incontrarsi. Infine, alla fine del 72 seguì l'accordo di base in cui fu ridefinito il rapporto tra la Repubblica Federale e la RDT. È il primo passo verso il riavvicinamento tra i due stati tedeschi. Questo solleva un po' la cortina di ferro che divideva la Germania. Ma Brandt non raggiunge il suo vero obiettivo. L'ordine di sparare della DDR rimane in vigore e le persone continuano a morire al muro. Brandt guadagna fiducia e alti riconoscimento all'estero per questi primi trattati con quale il gesto a Varsavia con quale si vedeva questa rottura della vecchia politica estera tedesca e il rinnovo e l'inizio della nuova. La rivista americana Time la nominava il Man of the Year
1970. Il 10 dicembre del 71 è stato insegnato il premio Nobel per la pace a Oslo. Il cancelliere Brandt, così si spiega il premio Nobel per la pace a Brandt, in qualità di capo del governo della Germania occidentale e a nome del popolo tedesco, ha teso la mano per la riconciliazione tra i vecchi amici, paesi nemici. Si legge nella nota. I trattati di Mosca e Varsavia, così come l'impegno per i diritti della popolazione di Berlino Ovest, sono menzionati come meriti speciali. Brandt accetta il premio con commozione e nel suo discorso di accettazione sottolinea quanto significa per lui, cito, vedere il nome del mio paese e il desiderio di pace riconciliato dopo gli orrori indelebili del passato. Era anche un momento di commozione personale, intimo di lui, perché potete immaginare la premiazione solenne, la cerimonia ormai conoscete, era a Oslo, la sua città dove aveva sopravvissuto lottando come partigiano, anche con un nuovo nome, perché il suo nome originale era Herbert Frahm. Frahm era il nome della sua madre che l'ha allevato come ragazza madre, anche questo un destino abbastanza crudele in quell'epoca. E lui, il suo nome di battaglia ha scelto come Willy Brandt e fu perfino arrestato a Oslo quando arrivavano i soldati tedeschi, però perché portava una uniforme norvegese i tedeschi non si sono accorti chi era in verità. Vuol dire lui, ricevendo il premio Nobel a Oslo, sicuramente si è ricordato di questo passato personale. Mentre all'estero la notizia dell'apertura di questa Ostpolitik era quasi festeggiata in patria, incontrò una feroce resistenza. La maggioranza dei politici dell'Unione della Democrazia Cristiana, allora in opposizione, rifiutava i trattati orientali. Accusavano il governo Brandt di svendere gli interessi tedeschi e vedevano in pericolo perfino la libertà della Repubblica Federale. Quando la notizia dell'assegnazione del premio Nobel, che mica era successo prima a un politico tedesco di ricevere il premio Nobel alla pace, è giunto durante una sessione del Bundestag, solo alcuni dei parlamentari si sono alzati e hanno applaudito. La maggioranza dell'opposizione sedeva in silenzio. E perfino la stampa tedesca della Bundesrepublik sospettava che alcuni dei voti nel comitato del premio Nobel erano stati acquistati. La lunga strada verso la ratifica dei trattati era molto, molto dura. Dopo che diversi parlamentari della SPD e della FDP
avevano disertato e raggiungevano, sono diventati membri della CDU, lasciavano proprio il proprio partito perché non erano d'accordo con la Ostpolitik. Il governo aveva solo una maggioranza ristretta di 4 voti alla fine di gennaio nel 1972 e infatti in questa occasione un altro deputato della FDP ha lasciato, che era partito di coalizione nel governo Brandt, ha lasciato il suo partito e un altro annunciava che non avrebbe votato per i trattati orientali. Allora sembrava sicuro che Brandt non aveva la maggioranza. Questo dava allegria alla CDU che sfruttava la situazione e cercava di rovesciare il governo Brandt con un voto costruttivo di sfiducia. La votazione ha avuto luogo nel 27 aprile 1972. Brandt contro Rainer Barzel, capo della delegazione del CDU allora nel Parlamento. L'opposizione è fiduciosa nella vittoria, ma alla fine mancavano 2 voti alla loro maggioranza. Brandt allora rimane in carico. Ma la lotta per i trattati orientali non era ancora finita. Per farlo passare il più rapidamente possibile in Parlamento e per convincere l'opposizione ad astenersi almeno dal voto, il governo concorda una risoluzione congiunta con l'opposizione in cui tra l'altro il diritto all'autodeterminazione dei tedeschi è nuovamente sottolineato. Secondo Brandt, il testo, cito, va ai limiti di ciò di cui possa ancora essere responsabili, ma apre la strada a una votazione di successo anche se estremamente ravvicinato. A novembre la Repubblica Federale e la DDR firmano il trattato di base che oltre alla rinuncia alla violenza prevede l'istituzione di rappresentanze permanenti, allora ambasciate, un'ambasciata nella parte est della città di Berlino e una ambasciata dell'est nella parte ovest e conferma l'intenzione di entrambi i paesi di regolare per trattato questioni pratiche e umanitarie. Brandt ha così raggiunto gli obiettivi della sua politica di distensione. Questi due partiti che avevano formato il governo precedente decidono che solo dovevano chiedere o decidere 9 elezioni politiche e così fu fatto. Brandt era di nuovo il candidato e a causa della situazione di stallo al Bundestag, voglio dire che l'accettazione la votazione per la Ostpolitik era così stretto, si è voluto a tutti i costi
una conferma oppure una respinta di questo passo così importante di continuare sulla strada della distinzione. Allora, perciò le nuove elezioni politiche deciso alla fine dell'estate nel 1972 si svolgevano in novembre, 19 di novembre 72. In campagna elettorale la SPD si affida pienamente al cancelliere come forza trainante. Vengono distribuiti fra l'altro bottoni adesivi con lo slogan Vote Willy, e questi bottoni avevano una grande popolarità nel mondo culturale tedesco. Per la prima volta c'era una mobilizzazione inimmaginabile prima che professori di università, professionisti, gente che di solito non era impegnato nella politica, scendevano in piazza, votavano Willy Brandt. C'era fra loro il famoso scrittore Günter Grass, Heinrich Böll, la attrice popolarissimo in Germania Inge Meisel, l'intellettuale e commentatore politico già nel Terzo Reich, nel senso contro, Sebastian Haffner, che sostenevano il cancelliere Brandt in una iniziativa degli elettori socialdemocratici. Il risultato era di favola, mai immaginato. La SPD vinceva con una maggioranza di 45,8%, con una affluenza altrettanto di favola, mai più raggiunto di 91%. E il migliore risultato che la SPD ha mai raggiunto nella elezione passata in settembre dell'anno scorso. Olaf Scholz con la SPD ha vinto con 27%. E quindi la SPD allora nel 72 aveva anche il gruppo parlamentare più forte del Bundestag. Un trionfo in ritardo per Brandt e un voto netto per la sua Ostpolitik. Lui scriveva a proposito nelle sue memorie, cito, la lotta per i contratti ha deciso le elezioni. E questo è la fine del mio intervento. Adesso aspetto le vostre domande. Aveva, come avete visto, scelto un titolo abbastanza garibaldino perché ho messo un punto interrogativo chiedendo se casomai la Ostpolitik di Brandt poteva essere un modello per la pace in Ucraina. Tecnicamente, riassumendo, tecnicamente forse di sì, con i diversi trattati, anche Zelensky, se avesse un interlocutore di una moralità e di una statura come Brandt, forse sarebbe possibile, ma manca proprio la statura che può concedere questo, o vuole e ha l'ambizione di raggiungere alla pace come ha voluto e alla distinzione come ha voluto Brandt. Allora, adesso le domande.
intanto grazie, l'abbiamo ascoltata stregati, anche insomma da questo intervento che è anche stata una testimonianza, quindi credo che anche per tutti noi, e per noi germanisti, ma anche per i ragazzi sia stato un momento molto intenso, la ringraziamo. Anch'io non voglio fare la prof, come si dice, e quindi chiedo a Sandra di mediare lei. C'erano già ieri, mi diceva, delle curiosità, delle domande da parte degli studenti, quindi lasciamo prima la parola a loro e poi in caso anche, diciamo, a noi e al pubblico. Va bene Sandra, quindi io mi taccio così. Sì, intanto ringrazio moltissimo Birgit Kratz per l'intervento molto interessante e coinvolgente, proprio questo tuo intervento è volato e in alcuni momenti personalmente mi sembrava di essere presente, di essere insieme a Willy Brandt a fare con la sua politica, condividere le sue scelte. Allora, i miei studenti hanno alcune domande, li invito uno alla volta a venire qui a farle, a farvi vedere anche e a porre queste domande a Birgit Kratz. Dai. Buongiorno. Buongiorno. Si deve spostare un pochino verso la sedia, se no non vediamo nulla. Ecco, grazie, così. Okay. Ecco. Noi avevamo una domanda, noi studenti, riguardante Willy Brandt e il suo gesto di pace a Varsavia. Su questa domanda avevo una curiosità: come mai, nonostante lui avesse vinto il premio Nobel, non rientra tra i cancellieri più popolari e più amati della Germania? Questa è una domanda molto intelligente, perché anch'io, vivendo questi anni che vi ha raccontato della politica estera, era già io in Italia, e io avendo perfino visto come i politici tedeschi, quando venivano in Italia, parlavano con gli italiani, allora conosceva soltanto la sinistra della politica tedesca. Quando andavano per visitare i repubblicani italiani, oppure Craxi e i socialisti, oppure Napolitano e gli altri del PC. Però in Germania il governo Adenauer, che fu nominato perfino come capo del governo dagli alleati, ha seguito una politica che doveva essere, che taceva su quello che è passato per ricostruire il paese. Dovete immaginare la Germania, le città grandi, Amburgo, Berlino, Dresden, tutto distrutti fino al 90%. Quello che vedete adesso di le città in Ucraina, identico ai tedeschi. Vuol dire, e la maggior parte, e uso adesso questa risposta che Brandt, a quale io in un'intervista, in un libro intervista, faceva la domanda vostra: come è possibile che il voto non era istintivamente di sinistra e non di centro e destra? E allora rispondeva lui con una clemenza ancora all'età avanzata, dicendo: c'era quelli che avevano una idea diversa e soprattutto riconoscendo
la Ostpolitik come un vero passo avanti, come si è anche manifestato, dimostrato, perché ha portato alla unificazione nel 89. Se non ci fossero stati questi piccoli passi che regolavano la convivenza pacifica fra le due parti ostili, allora non si raggiungeva a questa. Poi è una strana, e ho fatto un libro con Brandt e ho scelto Brandt vivendo in Italia perché mi sono posto la vostra domanda: come è possibile? Allora questo titolo del libro ce l'ho qui, c'è anche, esiste una edizione in italiano che fu tradotto da La Terza, lui spiega che la parte democratica del paese, perché noi non abbiamo avuto movimenti di partigiani come in Italia, mi sembra in Italia erano più o meno 30.000, in Germania lì tentativi di attentato per togliere Hitler dalla scena politica hanno fatto gli aristocratici Stauffenberg, che furono subito, perché andavano male questi attentati, e allora furono subito uccisi, e perciò per decine di anni dopo la seconda guerra mondiale si è anche taciuto che nel privato, meno politico, però nel lato umano c'è stata una parte della Germania, non tutti erano fascisti, però quella parte che aveva la maggioranza. Adenauer non era un fascista, era un democratico cristiano, però uno che veniva da Colonia, la mia città natale, dove si muove dimenticando le cose poco nocive oppure poco piacevole. Anche era in un certo senso una necessità. Brandt, per esempio, in questo libro intervista mi spiegava che loro hanno tentato di ristabilire la polizia nella città di Lübeck con gente o persone che erano quelli che erano rimasti vivi dopo la guerra, perché per ricostruire la Germania mancavano anche gli uomini, delle donne poco si parlava dal punto di vista politici, ma mancavano, ma hanno creato questa polizia a Lübeck. Invece non funzionava perché non avevano esperienza, non sapevano come fare, e perciò alla fine hanno richiamato i fascisti, che almeno avevano un ruolo meno importante negli anni del Terzo Reich. E ci sono altri esempi di questa qui, e Brandt mi spiegava in un modo molto drammatico, e era andato soprattutto da lui a porre le domande di me, una cittadina tedesca che voleva capire perché la Germania aveva tanto difficoltà di votare a sinistra e di accettare
il pacco delle Ostpolitik e soprattutto di festeggiare e ammirare Brandt. Brandt ha avuto una vita politica non soltanto durante la guerra, ma molto difficile psicologicamente, perché durante le campagne elettorali fu anche calunniato dalla CDU, perché era figlio illegittimo di una commessa, e così fu usato in un modo proprio orrendo. Invece, un po' come alla morte di Berlinguer, quando moriva nel 92, il paese era mai così unito dietro la sua bara, in pieno rispetto e anche in piena ammirazione. Avevano ormai una vita davanti così limpido e impegnativo che non potevano più ignorare. Grazie mille. Scusate per la lunghezza della risposta. Buongiorno, mi tolgo un attimo la mascherina. In realtà avevo una domanda alla quale ha già parzialmente risposto, quindi mi è venuta in mente un'altra cosa da chiederle. Alla luce degli eventi recenti che stanno sconvolgendo l'Ucraina e tutta l'Europa, sembra che l'Ostpolitik adesso diventi più attuale che mai, visto che probabilmente potrà ricrearsi una nuova cortina di ferro. Volevo chiederle che cosa ne pensa lei secondo la sua esperienza e quello che ha vissuto, diciamo, della Ostpolitik creata da Brandt, e quale potrebbe essere uno scenario di oggi con i politici di oggi in Germania invece, per le posizioni che hanno preso e che stanno assumendo davanti a questo conflitto e davanti alle posizioni della Russia sostanzialmente. Forse non so se è una domanda troppo vaga o troppo... No, capisco il senso. Sapete che Angela Merkel ha seguito, oppure viene considerato dopo 16 anni al governo, come una che era la cancelliera della politica estera, era più impegnato nella politica estera che nella politica interna. E questo adesso invece dimostra le debolezze della grande figura Angela Merkel, perché perfino chi non l'ha votato ha sempre sentito un grande rispetto e anche un'ammirazione per una donna così intelligente, integro che meritava proprio la fiducia assoluta. Ma adesso viene fuori i sbagli della politica estera, soprattutto nella economia. Voglio dire che in tutti questi decine di anni in cui la Germania ha raggiunto una dipendenza dal punto di vista fornimento energetici tipo gas, gasolio e così via, dalla Russia al 55%, malgrado con le guerre che Putin ha fatto dalla Cecenia alla Siria, alla Georgia e alla Crimea si dice in italiano, si doveva assolutamente diversificare. Anche nel trattato di Minsk del 2007, mi sembra, se non sbaglio, c'era scritto che la necessità di distribuire
il fornimento e soprattutto di evitare questo concentramento perfino nei grandi serbatoi, non sono qualcosa più grande dove arriva il fornimento. Perfino in questi luoghi diversi in Germania furono comprati dalla Gazprom. Perché? Perché sia il partito della democrazia cristiana, partito della Merkel, come anche del partito socialdemocratico, pensavano che Putin, anche se non era un democratico puro, come un politico noto tedesco l'ha chiamato, l'ha nominato, e lui era un fedele fornitore del gasolio. Adesso, nella politica attuale della Germania, c'è il grande problema che non può fare l'embargo totale come l'avrebbe e l'ha fatto l'America, perché è troppo dipendente, e perfino piccoli paesi o diciamo paesi meno forti economicamente come la Spagna, ha fatto in tempo di essere molto meno dipendente. Allora si vede chiaramente, malgrado che Scholz, il cancelliere attuale socialdemocratico della Germania, è un democratico fino all'osso, lo conosco personalmente, qui dalla mia attività nel cosiddetto Kulturforum, quando lui era sindaco di Amburgo, ma lui ha le mani legate e immaginato come soffrono il Partito Verde con il vice cancelliere Habeck, ma forse sarà il futuro cancelliere tedesco, uno del Verde che aveva una idea per il nuovo governo di fare la grande politica verso un clima rispettoso, e invece adesso non può fare la svolta dal punto di vista politica climatica, perché devono cercare, e lo stanno facendo, di avere altri fornitori della energia che tiene in vita, come sappiamo, l'industria. Si vede in Italia la stessa cosa, ci sono certe ditte, aziende già che chiudono a causa dell'eccesso dei costi energetici, malgrado che l'economia italiana aveva ripreso alla grande, cresceva al 6% e 6%, voglio dire, mai visto negli ultimi 20 anni in un paese europeo. Invece, qui in questa guerra dell'Ucraina, purtroppo la guerra delle Ucraine, la guerra di Putin, si deve distinguere la guerra non dei russi verso l'Ucraina, ma la guerra di un personaggio che è Putin, che evidentemente segue una paranoica, un concetto paranoico medievale che vede l'Ucraina parte del suo paese. Finché non si risolve questo nodo
del riformamento energetico dal quale dipende l'economia. Il governo attuale tedesco teme disoccupati, chiusura fabbriche e così via. Ma in tutto questo dramma c'è una cosa bellissima, che le ditte internazionali, ma anche tedesche, che hanno di propria scelta, si stanno ritirando tutti quasi dalla Russia. E questo io in un capitalismo maturo non avrei mai immaginato possibile. Naturalmente temono casomai che i russi domani, a causa delle sanzioni, non avranno più soldi per comprare le macchine tedesche, chissà cosa, però anche altri, tipo, si stanno ritirando in massa. Perciò però anche già i russi giovani professionisti che lasciano il paese come l'unica possibilità per distanziarsi di questa politica, non è politica, di questa aggressione di Putin che nessuno in questo momento sa fermare. La questione è cosa si fa se la guerra dura ancora mesi. Cosa succede dell'Ucraina? Può permettersi tutto dal punto di vista distruzione, non rispettando ospedali, scuole e così via. Noi, mio marito e io, siamo tutti figli della seconda guerra mondiale, voglio dire, come bambini piccoli abbiamo vissuto scene di quello che adesso l'Ucraina vive, soprattutto i bambini anche. E noi abbiamo il ritorno di sogno di queste memorie che non davano problemi a noi. Per esempio, quando a 2 anni, 3 anni che avevamo, i nostri genitori ci svegliavano di notte per andare nei rifugi, tutti. E queste scene che si vedono adesso, si crea il ritorno della prima infanzia nostra, che io, solo per dire che nessuno aveva mai pensato che questo è un blitzkrieg, una guerra, come dire, blitz o fulmine, una guerra di fulmine, fra l'altro dato con bugie. Io ho una domanda a cui non posso rispondere. Come è possibile che politici nostri, ma anche di altri paesi europei e non europei, credevano a Putin? C'è una tesi che se si avesse avuto già un dubbio che lui poteva fare quello che sta attualmente facendo e si sarebbe intervenuto, per esempio nel 2013, quando lui andava nella Crimea prendendosi questo, forse la guerra sarebbe già scoppiato allora. Perché l'idea fissa aveva lui. Io, che uno ha la capacità di fare le bugie come Putin ha fatto in tutti questi anni, perché c'è un discorso che lui ha fatto alla conferenza di sicurezza a Monaco nel 2007, in quale lui ha quasi
detto già quello che ha fatto dopo. Voglio dire, questa nel 2007 era la rottura di essere un uomo, se non democratica, inclinato alla democrazia e all'apertura. Allora, ritornando al titolo che ho scelto per questo intervento, se la Ostpolitik poteva essere un modello per l'Ucraina, tecnicamente sì, dal punto di vista trattati, perché risolve in piccola le domande di quotidianità della convivenza e la Ucraina avrà, se ha una uscita di stallo, di tregua da questa guerra, avrà questi problemi con le province di Donbass nell'est e anche con il grande aggressore a Mosca, che sarà sempre, perché sorveglia di vedere che però mancano il personaggio tipo Brandt, che è stato anche nel caso della Ostpolitik, ha detto la governatrice dell'Israele, che era una ucraina di origine, la Golda Meir, che ha detto: io mi fido della Ostpolitik soltanto perché c'è Brandt che lo porta avanti. Voglio dire, ci vuole la missione, ci vuole la integrità, ci vuole una onestà intellettuale, morale, che in questo momento sembra di avere Zelensky, il commediante, il comico che era nella prima professione, ma Putin, un ex agente del servizio segreto, a mio parere questa statura non può mai avere. E l'unica cosa è chi si informa adesso su questa guerra e le eventuali possibilità di una tregua lo sostiene anche quando è nato in Russia, per esempio questo Chodorkovsky, che è un ex oligarco che vive adesso a Londra, dice Putin, Chodorkovsky ha passato 10 anni nel Gulag, nella Siberia. Putin, dice lui, capisce solo la confrontazione, voglio dire, la durezza. Chi è il più forte? Allora forse in questo caso, quando lui deve portare questi 10.000 soldati russi in patria e la patria, la Russia vede finalmente che non è un viaggetto che questi soldati dovevano fare per una spedizione particolare, perché sapete che è proibito per legge, la legge esiste da 3 settimane o 4 settimane, chi usa la parola guerra finisce in carcere. Vuol dire, forse i ucraini e i russi che lasciano la Russia hanno ragione quando dicono solo la durezza e solo sì, la forza può ridimensionare Putin, al di là della possibilità di un infarto o chissà cosa. No, la situazione
è più difficile di adesso, di allora, era già difficile come avete sentito anche allora alla Ostpolitik, però voglio dire il concetto teorico, come si può creare pace. Questo è un concetto che potrebbe anche essere usato in Ucraina, però quando non c'è l'altra parte che è un gesto politico, quello di andare in ginocchio chiedendo perdono. Se Putin facesse un gesto di questo genere, chi crederebbe oggi? Scusate la lunghezza, sono troppo lungo con le mie risposte. Va benissimo, grazie, grazie mille. Ecco sì, alle altre domande Birgit hai già risposto nel tuo intervento e quindi possiamo aprire a domande di persone che ci stanno seguendo a distanza. Tu me li dai oppure... Dunque, chiamo Elena, sai, mi dicevi di colleghi che magari hanno piacere di fare delle domande. Non so se vogliono fare domande, comunque ci sono anche i miei colleghi Sonia Curri, Simone Costagli che insegnano con me rispettivamente lingua tedesca e letteratura tedesca. Poi vedo collegata anche da Villa Vigoni la dottoressa Sala, non so, da Villa Vigoni, e poi ci sono altri. Io volevo lasciar parlare gli studenti, lei ci ha già detto moltissime, cioè, ci ha dato moltissime sollecitazioni proprio di questi minuti, la notizia che si leggeva sulla stampa italiana, credo anche su quella tedesca che stamattina non ho guardato, che dove Putin diceva che bisogna pagare in rubli il gas europeo. Ecco, questo è, io non sono, mi occupo di letteratura, quindi non pretendo di essere esperta di cose di cui non sono, però l'intreccio tra economia e politica che lei ha delineato prima in rapporto anche agli anni di Willy Brandt mi ha colpito. E passando ad altro, una cosa che mi ha colpito molto è quello che ha detto più volte sulla mancanza di figure carismatiche, di mancanza di figure leader ma che abbiano una statura morale, che credo che sia la cosa di cui abbiamo più bisogno oggi in Europa, credo in Italia come in Germania, ma non voglio fare... cioè non voglio fare discorsi politici perché non è il mio compito, ma però mi ha veramente molto colpito. Credo che anche la cultura, la formazione delle persone, il fatto, la statura morale, anche diciamo, l'humus culturale, letterario, la cultura umanistica che c'è dietro anche alla politica e dovrebbe esserci dietro la politica. Ecco, mi ha fatto riflettere molto sulla necessità forse che al di là della politica e oltre la politica e dietro alla politica ci debba essere anche questa parola cultura, questa parola così insomma bistrattata. Noi insegniamo letteratura, civiltà, cultura e per fare i mediatori culturali, tutte le volte che lei diceva la politica ha bisogno di figure carismatiche, ha bisogno di figure con una statura culturale e morale, mi è venuto in mente nel nostro lavoro quotidiano di insegnanti soltanto, come anche la letteratura, la cultura, la storia sia un bagaglio indispensabile per chi nella vita poi deve mediare e far dialogare, sia nel basso, cioè ai nostri livelli molto bassi, che ai livelli molto alti di cui lei ha fatto esempio. Non era una domanda, era una riflessione sul nostro lavoro così, insomma,
anche umile, ecco. Ma sapete che io quando facevo il mio lavoro di giornalista in Italia mi ha colpito particolarmente la sostanza dei politici italiani di allora. Tutti quelli che avevano fatto la resistenza e la resistenza in Italia era particolarmente lungo a causa che il regime di Mussolini era doppiamente lungo che è quello anche casomai meno feroce di quello tedesco fascista, però chi era stato mandato al confine, chi era stato in carcere, quelli avevano una sostanza. E anche nel caso di Brandt, voglio dire, chi ha sofferto, ha lottato per la libertà, si crea così il carattere e la convinzione. E io ero affascinato da personaggi come per esempio Trentin al vertice del sindacato perfino. Un leader del sindacato tedesco non era paragonabile alla sostanza culturale che aveva un Trentin, oppure anche Luciano Lama, perché per questa ragione penso e avete peraltro avuto Antonio Gramsci che ha insegnato che la cultura doveva far parte della politica, e anche sono determinati tedeschi che hanno invidiato gli italiani per una figura nel loro passato, di una figura così di peso culturale e di importanza come Gramsci. Noi invece abbiamo un altro problema. Il ex cancelliere tedesco, non voglio mancare di parlare questo perché è una vergogna nazionale ormai. Un uomo come Schröder, che ha meriti nella politica tedesca, sia estera, politica estera, quando come l'unico paese ha detto no alla guerra in Iraq e anche internamente per la politica che ha seguito. Lui da quando ha lasciato l'incarico, dopo 7 anni di cancelleria, cosa ha fatto? È stipendiato di allora di Gazprom, avendo carichi sempre più alti, e in questo momento, da quando ha cominciato la guerra, non ha nemmeno pensato di deporre o di lasciare tutti questi incarichi che lo portano non so quanti milioni all'anno. E lui era un ambasciatore di Putin per gli affari del gasolio in Germania. E è incredibile che una persona di questo livello non ha la forza morale per dire io mi sono sbagliato in Putin, una volta è stato mio amico, ma adesso io mi devo distanziare da lui. E noi, tutta la Germania sta aspettando che ormai lui si decide, però ormai sono passati i tempi, perché nessuno lo crede più se lo fa oggi. No, voglio dire, quando i personaggi seguono i soldi, e soprattutto i soldi, non può venire fuori una Ostpolitik del genere come ha seguito Brandt. Allora, non so se non ci sono altre domande, avrei piacere di farne una, no? A proposito appunto di Willy Brandt e la sua integrità. E quando è rientrato in Germania dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, come ha vissuto questi anni? No? Il mondo...
lui aveva la possibilità, oppure fu offerto dal governo norvegese, a lui un passaporto. Lui era senza stato, voglio dire, come si dice, quando qualcuno non lui non aveva più la nazionalità tedesca, aveva raggiunto la nazionalità norvegese, e perciò i norvegesi lo offrivano il passaporto per andare nell'ambasciata norvegese a Berlino, a Bonn, per lavorare per loro. Lui invece ha sentito il richiamo che lui aveva bisogno di ritornare nel suo paese. Vuol dire che è ritornato con la nazionalità norvegese, invece ha chiesto la nazionalità tedesca rientrando, ha avuto di Einbürgerung, vuol dire che ha avuto il certificato, il documento che aveva ricevuto di nuovo la nazionalità tedesca, e con questo molto umilmente ha cominciato incarichi politici locali, ha fatto la sua salita. Però non è mai, malgrado i trionfi come quando era ministro degli esteri, la sua bravura, parlava diverse lingue, parlava anche l'italiano, non ha avuto una vita facile di riconoscimenti veloci. È stato duro, soprattutto le calunnie private che erano, come si dice in gergo da noi, sotto la cintura spesso. Come può un uomo come Adenauer, un anziano signore di una formazione democristiano, e anche una educazione, lo calunniava con la sua origine come figlio illegittimo. Brandt è cresciuto anche con problemi grossi, perché lui perfino aveva un rapporto distanziato con la sua madre, perché la madre, per andare a lavorare, doveva lasciare il ragazzino a una vicina di casa, e per fortuna dopo il ritorno del nonno materno, era un quasi nonno, non in linea diretta, veniva questo nonno fuori dalla prima guerra mondiale e ha preso sotto la sua protezione e la sua formazione, e se Brandt è diventato socialdemocratica anche a causa di questo nonno. Grazie, vorremmo continuare questa conversazione perché siamo stregati dalle storie, da quanto riesce a raccontarci sul presente, e questo anche alternarsi tra presente e passato, tra storia presente e storia europea e tedesca, è ciò che appunto non solo ci affascina, ma ciò da cui impariamo. Insomma, credo che i nostri studenti abbiano
poi Sandra avrà modo di riparlare, di riflettere con loro di quanto abbiamo ascoltato oggi, ma la ringraziamo davvero tanto per questa generosità anche del suo intervento e, come dicevo, speriamo l'anno prossimo di accoglierla anche in presenza, come si dice, sarebbe bello, ecco. Le piccole università mi piacciono. È un ambiente più raccolto, un ambiente accogliente, anche la città è una città splendida. Mi permetto solo di ricordare ai ragazzi, anche a chi è collegato, che appunto la nostra rassegna andrà avanti, proseguirà il 20 aprile, ma avremo modo, insomma, con Tobias Pilla, che è un collega della FAZ, insomma, conosciuto anche e soprattutto per le sue relazioni italo-tedesche ed europee, l'ho detto prima, avremo modo di diffondere le notizie, poi proseguiremo, dicevo, con Angelo Bolaffi e Matteo Angeli. E per ora, insomma, non mi resta, lascio l'ultima parola però a Sandra e agli studenti. Grazie ancora da parte mia e dell'Università di Udine. Grazie. Ecco, per quanto mi riguarda, ringrazio moltissimo Birgit, mi ha fatto molto piacere averti qua con noi. E quello che hai detto, tutto quello che hai detto, la prima parola, l'ultima, è stato tutto molto coinvolgente. Io vedo che gli studenti mi fanno cenno di sì, e li ho visti attentissimi, non si sono persi una parola, hanno preso appunti e così, e quindi mi pare di capire che appunto l'argomento per loro è stato interessante. Avremo modo continuano a fare cenno di sì, quindi ecco, sono contenta di essere la loro portavoce, e dedicheremo anche del tempo a delle riflessioni su quanto ci hai detto, e io anche spero che col tempo, cioè, che non ci dimenticheremo mai di quello che ci hai raccontato, e spero che appunto che Willy Brandt sia sempre una persona, un politico di riferimento per noi e anche per loro che stanno seguendo questo corso così interessante, ma anche nello stesso tempo così impegnativo come quello di mediazione culturale. Io vi ringrazio per l'invito, mi ha fatto molto piacere, e penso che anche è importante di parlare del passato, soprattutto quando ha un collegamento attuale, fra virgolette, perché è difficile di spiegare quando ormai mancano questo tipo di personaggi, perché li mancano, è un altro discorso e un'altra discussione, ma mancano anche in Germania. Forse il Partito Verde ha dei personaggi che possono arrivare forse un giorno a questo. Io vedo che quello che stanno facendo negli ultimi anni, soprattutto anche in questa crisi particolare, chi viene fuori in piedi di questa crisi con i compiti ben fatti, in questo caso forse avranno la statura maggiore anche per il futuro. Grazie, mi ha fatto piacere, adesso ho 2 amiche di più, anzi con gli studenti. No, 2, tanti, non solo 2, perché non li vede, ma allora ho i tanti. Meno male. Grazie. Allora. Grazie a lei, arrivederci, grazie a tutto il pubblico anche che ci ha seguito da casa, arrivederci, grazie a Sandra. Saluto i ragazzi, arrivederci. Sì.